In collaborazione con Ciao Ruggero, siamo di nuovo qui. Bentornati. Bentornati. Noi dobbiamo andare a Cortina. Oh. Ma sopra Cortina, dove da lì si vede un panorama veramente meraviglioso. Cosa ne dici? Con questa Subaru possiamo andarci? Anche questa volta avete scelto un prodotto ottimale per il vostro viaggio. Una Subaru ovviamente ha 4 ruote motrici per la sicurezza del viaggio che dovete affrontare, ma in questo caso elettrica, la prima Subaru 100% elettrica con ben 400 km di autonomia che vi accompagnerà nel vostro viaggio in assoluto silenzio. Guarda che troveremo la neve, è probabile che troviamo la neve. E che paura! Chi vi ferma? Chi con ci queste macchine? ferma? No. Chi ci ferma? E allora dai Ruggero, andiamo, via via. che Armando ci sta aspettando. Ciao, grazie. Ciao, buon viaggio! Ecco Ruggero, noi stiamo partendo, se si aprono da soli quei cancelli, sì? Sì. Perfetto. Ma è veramente fantastico, sembra di essere veramente in un salotto, un maxi schermo. E qui Questa ha tutti i sistemi di sicurezza oggi disponibili sul mercato, quindi è impossibile sbagliare. Armando, grazie a Carraro siamo arrivati in un posto magnifico. C'è un panorama fuori che è la fine del mondo. Siamo arrivati alla Baita Resh e qui abbiamo Ivan che è il titolare della Baita. Ciao Ivan, come stai? Tutto bene? Bene, Benvenuti a Baita Resh. Grazie, Grazie. Ivan, ma questo è un posto favoloso veramente. Bello, molto Io bello. penso che ve ne verremo ancora, non proprio ogni giorno, ma qualche volta. Diciamo che siamo fortunati, dai. Non è male il panorama. No, è un bel panorama e poi si mangia molto bene. Sì. Quello che è importante, si mangia molto bene. Vedi, questo è Armando Zanotto, tu lo conoscevi già da una vita perché hai letto sicuramente tutti i suoi libri. Non tutti, ma quasi. Quasi, lui ha scritto 12 libri, forse ti manca il 12°, ma poi ci Dopo pensiamo. forse anche l'11°. Anche Non l'ho finito l'11°, ancora, però va bene. siamo quasi. Però ti dirò che a questo punto, visto che sei entrato anche te nel tema della trasmissione, no, cucina, vogliamo salutare i nostri amici che ci stanno vedendo da tanti mesi, ogni sabato ci continueranno a seguire. Ciao amici e benvenuti anche a questa bellissima trasmissione. Ciao a tutti, buon sabato ovviamente. Beh, certo. No? E quindi anche oggi sarà una ricetta di quelle scottanti, di quelle di quelle che dopo Natale vi dà il carisma per passare l'ultimo dell'anno. Quindi ci dà la carica. La carica. E quindi noi dobbiamo trovare qui dei piatti che ricordano la tradizione. Qui abbiamo Ivan. Ivan poi parlerà. Ivan, mi hai stupito oggi. Ci hai fatto deliziare con dei gnocchi de Pointa. Bravo, complimenti perché è un piatto che lo devi sostenere perché è di tradizione. Poi qui è ancora migliore perché sei su un ambito qui di montagna e questo piatto si sposa molto molto bene. Ma scusami, allora dobbiamo fermarci, poi ce lo dici, anche a cena perché io non li ho assaggiati, dobbiamo fermarci a cena. Non c'è Ci problema. racconti come li fai questo piatto favoloso? Cerchiamo di proporre sempre piatti tipici, Bravo. tradizionali, con materia prima di qualità Certo. e presentati bene, diciamo. Ha visto che hai anche
un mucchio di ragazze che servono, c'hai un servizio veramente straordinario. Siamo in sulle questo piste da sci, quindi il servizio è fondamentale. Perché Dovete abbiamo essere tanti veloci. avventori, mordi e fuggi, tra virgolette, Vedi, purtroppo. e quindi bisogna essere organizzati bene. Ma come vengono personale giusto. preparati i gnocchi di polenta? Viene fatta ce la racconti un po'? Sì, noi la polenta ce l'abbiamo nel menù come contorno. Ok. E avanzando sempre la polenta, adesso la cucina circolare, tra virgolette, è Certo. un termine che va di moda adesso. Questa è certo. la nostra filosofia. Certo. Mai Quindi buttare non si niente. butta niente. Bravo, niente, esatto, neanche foglie del sedano, care signore, guardate che se cade, neanche coppe, carote, che si fa brodo, quindi non si butta via il recupero delle cose, che questo è molto molto importante. Certo, poi è un tipo di farina di storo, un po' più grezza, che si sente anche al palato. Sì, quindi sì. Ci piaceva l'idea di avere una cosa tradizionale, Sì, un molto po' interessante. rivisitata. E Molto E interessante. quella potete abbastanza dare un successo gusto anche, che volete. certo. Cioè che tipo di sughi. Ma sughi sempre abbastanza saporiti, tra virgolette, perché sciando anche Certo, la cucina di montagna Certo, comunque richiede anche dei sapori Sì, decisi. Beh, ti devo dire che comunque è un posto magnifico. Sicuramente si mangia molto bene, ma per voi è un sacrificio. È Un sacrificio che lo facciamo molto volentieri, perché Lo quello fa che ci con piace amore, fare, no? esatto. Non è Se sacrificio. ti piace sacrificio- fare, no? Certo. Quello Lui lo fa con passione, quindi il sacrificio viene superato, perché le soddisfazioni che dà i suoi clienti, credo, appagano tutto quello che lui fa con amore. E Allora, questo- senti, noi siamo a tavola però, siamo a tavola con i bibanesi, no? Che sono nostri amici che sostengono la nostra trasmissione. Poi chi abbiamo? Le Manzane, che è un vino, un prosecco straordinario, buonissimo. Difatti ci manca la bottiglia per oggi, ma prendi lì la seconda bottiglia, per favore, che facciamo vedere. Maestro, grazie. Ecco qui. Grazie maestro, grazie. Ecco, questo è quello che noi gusteremo oggi, che consigliamo oggi, no? Certo. Con la ricetta Che è il capon. che è il capon. E allora potremo partire anche dal capon, cosa dici? Ma e tu trascuri quel fiore che si mangia? Ah, dimenticavo. Oh mio Dio, Sì, mio perché Dio. la trasmissione è naturalmente imperniata anche sul fiore da tavola. La tavola. Che E noi a Treviso cosa facciamo? Ci facciamo anche dei piatti con questo fiore che si mangia. Se tu vedi, a vederlo un sorriso, a mangiarlo è un paradiso, sto benedetto radicio rosso del Treviso. E dopo, caro io, non sai mangiare pissan del radicio trevisano. Quante poi sbizzarrite in tutto e dappertutto. Dopo che abbiamo la rosa del Castelfranco, anche questa è qualcosa di piacevole che si presenta. Guarda, si presenta. guarda, è una rosa fantastica. Puoi fare dei cocktail, puoi fare di tutto e di più. Tu poi che hai questa... del radicchio di Treviso non può mancare neanche No. nella nostra cucina di montagna. Esatto. Quindi Poi tu che lo hai, conosciamo benissimo. tu che anche la tua fantasia è sempre in cucina, che come entri in cucina il tuo cuore si esprime con tutti i prodotti che tu hai in cucina, da lì nasce le ricette come sai farle tu, che quindi dai emozioni al cliente, e quindi quando che come che te mi ha data a me oggi, quando che ti porti una ricetta in tavola, il cliente sente se è fatta col cuore e tu sei bravo perché trasmetti dal cuore questa tua passione al cliente, che è questo. Ci proviamo, dai. No, è importante questo, è importante. Bene, allora, Ecco, allora parliamo del capon. Capon. Delle radici lasciamo stare i radici, si radici mangia in per tutte le adesso. maniere, ai Però- ferri, eccetera. Però, guarda, sinceramente, guarda, proprio sembra una rosa. Certo, certo, Mi certo. viene voglia di mangiarla, poi, Certo. poi ce la mangiamo. Però non nascondiamo il maestro, perché adesso andiamo al capone al precotto. Al precotto. Questi entra tra i piatti, miei cari signore e signori, entra tra i piatti tradizionali che a fine anno non devono mancare. E questa usanza del capone che ovviamente, se non avete lo spiedo, si può fare arrosto. E poi il bello di questo capone arrosto, cosa si fa?
si fa un pre-cotto. Il pre-cotto cosa sussiste? C'è un tocco di carta da macellaio, se gli metti dentro una fetta di lardo, si avvolge, si scalda un po' questo cartoccio e poi si accende e prende fuoco e cade tutte le gocce del pre-cotto. Queste gocce e deve essere riversate sul capon, stick, stick, stack. Come che fa lo spiedo? E quindi dà un sapore, questo lardo che cade, dà un gusto che è qualcosa di piacevole. E dopo, ovviamente, quando ti presenta un capon così non deve mancare il melograno, perché è quel che porta ben, porta schei, porta fortuna, porta ma mi salute. vuoi dirti anche Ecco. qua che gli ingredienti? Sì. Qui dice ingredienti per 6 persone, ma sarebbe per mieti, insomma. Insomma, sarebbe abbondanti. Un capone, naturalmente da 2,5 kg, perché sennò come forma venirebbe una sata per once in tre. Certo. La sata si chiama nel capone? Sì. Poi un ramoscello di Rosmarino. Segnatevelo perché questo è importante, lo trovate, poi la ricetta la trovate in questo libro, Il Veneto che ti fa gola. Io faccio diventare matta la giuria, ma sì, la giuria, la regia, ma ci vuole perché comprare questi libri vuol dire avere dei tesori in casa. E allora abbiamo detto un ramoscello di rosmarino, 4 foglie di salvia, 4 cucchiai di olio, qui te lo lascio dire a te, Olio Evo. extravergine D'oliva. d'oliva. Non deve essere neppure basasto qua. Assolutamente. Proprio, che conserva Neanche basale. la sua verginità. Che te sia un cuoco affermato, ti te ciappa l'olio proprio vergine, ma non te deve neanche basarlo perché te lo svergina, te deve metterlo sul cibo. Ecco Perché quindi neanche basare. Se È vero o no? Se è vero. Se è vero, proprio vero. comincia a parlare veneto. Ma mi sono un po' veneto. Ecco, anche se Poi siamo... a Pezzan, mezzo. Sì. Anche se siamo in quel bel posto di Cortina, solo a guardare fuori mi viene veramente la poesia. Poi abbiamo, oltre che all'olio extravergine, una fetta di lardo grossa. Grossi. E lardo, quello buono, quello che ha anche quella bella vena di carne, no? Sì. No, sul lardo. Come che ti va in cerca di lardo quello pericoloso. Che pericoloso, ma quello fa bene, 2 calici di vino bianco secco. Quello te lo bagni, ecco, Sì. spiegami. Nella come. cottura ogni Nella tanto cottura, viene annaffiato questo capon con sto vin bianco per creare la sua morbidezza, per poi crea anche un sugo particolare alla fine cottura. certo. Una carota, te la se dire a te perché non me Una oso. carota peada carota. e tagliata. Peada e tagliata. a tocchi, Sì. una seguea. Una cipolla, no, Sì. di cipolla. In Veneto si dice Seguea tagliata a pezzi anche questa. un gambo di sedano, sedano, 50 grammi di burro, poco burro, pensavo di più, poco burro, sale e pepe appena macinato, perché macinare il pepe, ma sai che andrebbe bene, dimmelo te, sto dicendo un'eresia, Sì. perdonatemi voi a casa, ma se noi facessimo macinato anche il sale, cioè quello rosa, Sì, perfetto. andrebbe bene, no? Come no? Perché Allora, macinare sale rosa. sale e pepe al momento? Pepe al momento, pepe quello nero. Sì, Pepe qui ho nero. beo nero Sì. che è quello che ti fa magari i spaghetti cacio e pepe magari, che se è il pepe quello giusto. Ecco, naturalmente qua carbonara. adesso. O una carbonara, bravo. Col Ecco, pepe sì. appena macinato. Macinato alla fine del mondo. Un profumo Sì, ancora. sì. Te lo che ha fatto anche a te il capon, no? Penso, ecco. Dopo se volesse fare col fegato de capon un patè, mamma mia che buon che viene. Però l'hai messa lunga a contare, non si può No, contare. il patè, compra i libri, e andiamo a vedere cosa che si fa. Dopo quando che sei in cottura, cos'è? Il sugo che tu ricavi, che è un sugo bruno, no, così chiamato, sì, bruno, quello lì viene ristretto e servito col capon, arricchendolo con i chicchi di melograno. Ecco, questo sì. Ecco, questa è la ricetta a grandi linee. Più o meno, Naturalmente io vorrei coinvolgere un pochettino anche te prima di arrivare ai saluti. Non lo so, se vuoi, cosa mi consiglieresti? A parte Qualche piatto tuo? Qualche tuo piatto veloce, sai. Il casonzini.
Siamo a Cortina, i Casuzzi a bravo. Lampezzana. E come veniva? Come si? È un raviolo, una mezzaluna raviolo con pasta all'uovo fatta in Diglielo ai casa. nostri amici a casa. Con pasta fatta in casa all'uovo, rigorosamente, tirata fina, perché è fondamentale avere la pasta tirata fina, ripieno, rapa rossa, parmigiano, 2 patate, sale, pepe, un po' di cannella. No, il finale semi di papavero, burro Bravo. fuso, Quindi deve bollente Perfetto, perfetto. e parmigiano sopra. Parmigiano. Bene, noi a questo punto direi che abbiamo finito. Abbiamo finito. Mi dispiace però... Guarda che il canzonese poi a Milano questo qui qua, Sì? è otro che... Ah, bene. Una meraviglia, guarda. C'è quel di... C'è un turbamento nelle papille gustative. sto qua. Madonna, dei altro che- manzane, le sì, manzane. sì. Grandi manzane. E naturalmente si può mangiare i camut, i Sì, libanesi. i libanesi. Beh, adesso che siamo in chiusura, no? Sì. Tutto questo è dedicato al Capodanno. Certo, e bisogna dire alle nostre amiche e amici che ci seguono, no, che bisogna che per l'ultimo dell'anno preparei qualcosa di tradizionale come capon o come il bollito, un bel bollito misto con tutte le salse che non lo abbiamo parlato del circondano. bollito, mi piace la E testina, per esempio. A fine anno, passate il fine anno con queste belle ricette qua, che le di tradizione, e quindi felici gli amici che invitai, e quindi resta altro che augurare un buon Capodanno, fine anno, un buon fine no? anno. E un buon principio a E un buon tutti, principio. a tutti i nostri lettori. E allora noi dobbiamo chiudere perché c'è la Subaru di Carraro che ci sta aspettando fuori. Certo. Naturalmente noi due andiamo giù con la Subaru Sì. e gli altri si Va saranno. bene. No, tanti auguri, buone. Saluto a Va tutti. bene, buone feste, veramente buone feste. Grazie al nostro amico Grazie a voi. Ivan. È stato un super piacere. No, un piacere tutto nostro. E un Perché- grazie anche alla cucina e alle tue Tutto lo ragazze. staff, a tutto lo al staff. tuo alla tua brigata. Dai, siamo una bella squadra. Siete una Sì, bella sì. squadra, È veramente. una squadra vincente. Ciao amici, arrivederci. Ciao a tutti Ci e vediamo. buon fine anno. In collaborazione con